come è stato detto, potrebbero Eccoci anche qua, siamo confederarsi tra ritornati. di loro. Tanto Paolino Albiro mi stava raccontando che ci sono dei problemi. Rendiamo partecipe un po' i nostri telespettatori, perché la questione non è peregrina, insomma. Allora, innanzitutto dei diritti inespressi, quindi magari molte persone che sono nella casa di riposo, molte sono persone anziane. che sono in casa di riposo, essendo invalide al 100%, hanno l'accompagnatoria. Poi la stragrande maggioranza sono vedovi o vedove, per il 75, quasi 80% sono donne, loro hanno diritto a, se hanno queste caratteristiche, ad avere l'assegno familiare, e non tutti lo sanno, tanto è vero che a questo punto noi anche l'anno scorso abbiamo fatto parecchie pratiche di ricostituzione sulla pensione degli assegni familiari, e quindi intanto percepiscono anche gli arretrati, e in più questo diventa un incremento della pensione di 50 euro al mese netti, perché appunto non sono tassati, il che vuol dire ridurre anche la spesa sulla retta propria, che magari in alcuni casi viene anche sostenuta da membri della famiglia. Quindi, guardando nel suo insieme, noi abbiamo la necessità di spingere perché ci siano più impegnative o che corrispondono ai posti letto, e fare in modo che la competizione tra le case di riposo non sia su chi, come si dice, lo offre a 5 euro in meno, ma trovare degli standard qualitativi, controllare che gli ospiti siano gestiti bene, e poi la persona può scegliere, qualora si liberano i posti, di andare su quella più vicina a casa se lo ritiene opportuno. L'altra cosa che abbiamo posto è che le case di riposo devono, perché è già previsto dalla normativa, aprirsi il territorio, cioè le case di riposo possono diventare centri servizio, tanto è vero che abbiamo già delle esperienze positive che noi vorremmo rafforzare, perché per esempio, essendo diffuse in tutta la provincia, potrebbero fare dei piccoli esami per l'anziano, il prelievo del sangue, quindi evitare anche che la gente vada, come si dice, in ospedale e ricorra a come si dice, strutture che sono più lontane per avere un servizio che può essere semplice. Si possono fare dei poliambulatori anche per fare visite agli anziani che hanno malattie croniche, che sono sempre quelle. Diciamo, qualche esperienza c'è, noi vorremmo che non restassero esperienze isolate. Sì. Da questo punto di vista è chiaro che le strutture pubbliche, nell'ambito della loro funzione, possono assorbire anche queste attività. Diventa più complicato per le case di riposo private, perché loro guardano anche all'interesse. In più le case di riposo, e su questo abbiamo l'esperienza che sta cominciando su quella più grossa di Treviso, l'Isera, che ha circa 700 posti letto, dovrebbero, in raccordo con più comuni, gestire anche la cura domiciliare. Okay? Quindi nelle case, invece che ci siano tutte iniziative frammentate con molte cooperative che non sono in rete e che molto spesso non hanno poi neanche la qualità sufficiente per dare un servizio. Cioè, in che modo, in che termini? I comuni per esempio hanno una spesa consistente per assistere le persone a casa, che non sono non autosufficienti del tutto, ma non hanno un grado di autosufficienza tale da poter reggere, e quindi vanno là per alcune ore al giorno a servire i pasti e tutto quello che ci va dietro. Pensiamo per esempio a queste case di riposo che si mettono d'accordo con i comuni che girano attorno e fanno un bacino di un certo tipo. Cosa vuol dire un unico fornitore per fare i pasti? Intanto basta controllare uno se li fanno bene e non 10, quindi, come si dice, è più facile controllarle uno e fare in modo che ci sia la qualità del servizio. 2, se devi formare gli operatori che vanno per le case, hai, come si dice, un centro di formazione che vale, e non che ci siano, come si dice, più centri di cultura, più centri di formazione, dove alla fine tutte queste strutture devono pagarsi e sottraggono risorse a un'economia di scala che invece può dare una qualità del servizio. Perché anche sulle impegnative di cura domiciliare abbiamo visto, e questo lo affronteremo in una prossima iniziativa, c'è uno spazio da far sapere e da coprire bene, perché ci sono 5 tipologie. Guardate, anche noi che sappiamo tante cose, alcune cose dobbiamo andarcele a studiare, e allora dico, se gli addetti ai lavori devono guardare con attenzione tutto quello che c'è, pensiamo a una persona normale che magari non ha nessuno che lo aiuta, quanto può perdere in termini di diritto che gli consente di avere una maggiore tutela sul stato di salute, perché ci sono gli utenti con basso bisogno assistenziale, gli utenti con medio bisogno, gli utenti con alto e gli utenti con grave disabilità. Anche qui c'è un ISEE. Noi abbiamo chiesto di rivederlo perché appunto è troppo, come si dice,
basso, ma se guardiamo complessivamente, io credo ho anche fornito una tabella, complessivamente la Regione Veneto mette 75 milioni insomma, a disposizione sulle impegnative di cura domiciliare, credo sia l'altra tabella, sì, questa è quella che spiega tutte le impegnative di cura domiciliare. Poi c'è la consistenza, se poi ci mettiamo che anche i singoli comuni mettono dei soldi, quindi le impegnative di cura domiciliare, le risorse di partizione, e qui abbiamo anche il dato, come si dice Veneto, perché abbiamo per le 5 tipologie quante risorse vengono messe per ogni diciamo, tipo di impegnativa, e guardiamo anche quante sono quelle assegnate. Allora abbiamo situazioni dove siamo al 100%, situazioni dove siamo al 70%, situazioni dove siamo addirittura sopra il 100%, quindi i numeri ci dicono che c'è uno spazio per organizzare meglio questo servizio, e per organizzarlo meglio intanto bisogna farlo conoscere, bisogna che la gente lo conosca, che le famiglie sappiano che ci sono queste diciamo, opportunità. E poi stiamo raccogliendo anche l'altro dato, perché queste sono le risorse che vengono dal canale Regione, ci sono anche tutte le risorse che mettono i comuni. È quello che accennavo prima. A Treviso ne abbiamo 95, in Veneto sono 500 e passa. Se ci fosse una regia che cominciasse a dire da questo punto di vista che ognuno fa per sé, okay, che non è vero che fa per tre, perché poi il piccolo è bello alla fine, no, è andato in rotta di collisione sia nel sistema anche economico e rischia di andare in rotta di collisione anche nel sistema sociosanitario da questo punto di vista. Quindi degli ambiti territoriali ottimali vanno ricercati. Se pensiamo che comuni da 4-5 mila abitanti si mettono insieme, fanno bacini da 20-30 mila, molto probabilmente con le risorse che hanno, perché non ne avranno in più, ma sicuramente possono dare più servizi, perché riducono tutta la fase dei costi che servono per mettere in piedi un servizio. Assolutamente. È complicato, perché è facile dirlo, è un po' più complicato trasformarlo in azione concreta da parte del legislatore. Ma le prestazioni da ambulatorio presso le case di riposo sono convenzionate o a pagamento? Anna da Castelfranco. Anche qua dipende tra quelle che sono convenzionate e a quelle che sono, come si dice, a pagamento, perché se le fai in via diretta come lo paghi in ospedale, le paghi anche in casa di riposo, e quelle convenzionate valgono come quando tu vai da un privato che è in convenzione. Se non cambia nulla, anche se sono a target. Certo, il punto vero è che la casa di riposo che dà quel servizio deve rientrare da quello che è il costo, che rientri in parte perché lo paga l'utente con la quota di compartecipazione, l'altra parte perché è convenzionato, o perché lo paga tutto quanto, come si dice, l'utente a seconda della scelta che fa. L'importante è che arrivi quello. Però questo è un altro sistema, perché appunto se andiamo a guardare la presenza delle case di riposo, e non parlo di quelle che hanno 40 posti letto, che non hanno massa critica, ma quelle che hanno da 120-130 posti letto in più, e che hanno, come si dice, anche delle competenze mediche dentro, che potrebbero implementarsi, va fatto sta roba qua. L'altro dato che è negativo e che noi abbiamo chiesto la Regione di affrontare è che da una parte appunto mancano le OSS, cioè gli operatori sanitari, e quindi bisogna fare la formazione, ma dall'altra parte anche sulla parte medica ci sono molti medici in convenzione, quindi non diretti, molti di quali svolgono già altre attività. Quindi non sono disponibili. Quindi sono i medici di medicina generale, per esempio, hanno degli ospiti, ma vanno delle volte in orari un po' strani, non sempre risolvono un problema perché ci vorrebbe un geriatra, quindi anche qua stavo pensando, si potrebbero prendere quei milioni di euro che vengono spesi nella convenzione e ripensare nuove forme di convenzione. Tra l'altro noi abbiamo anche suggerito che se si fa così si creerebbe solo in provincia di Treviso la necessità di formare una cinquantina di geriatri da, come si dice, riallocare nelle case di riposo. Se poi moltiplichiamo questo, non dico per 7 perché due province sono più piccole, ma lo moltiplichiamo per 6, si capisce perfettamente che c'è anche una prospettiva occupazionale da creare, però ci vuole un po' di visione strategica. Certo, e lo stesso vale a livello regionale a questo punto, perché voi avete fatto questo test insomma, sul territorio provinciale, però lo stesso è estensibile a livello regionale. Torniamo a parlare di questi temi dopo la pubblicità, pochi secondi.